Auspichiamo che il sindaco cambi rotta, cambi passo e comunque ci sia un coinvolgimento delle associazioni e dei sindacati per affrontare meglio le emergenze di questo territorio e di questa città. Sono passati 2 anni dall'elezione del sindaco di Agrigento Lillo Firetto e la UIL fa un suo bilancio. Il segretario provinciale Gero Acquisto passa in rassegna l'operato dell'amministrazione. Lente di ingrandimento sul protagonismo civico e rigenerazione urbana. Poi Gero Acquisto punta l'indice sul rapporto tra l'amministrazione e gli agrigentini che spiega si è fatto via via più sfumato. Noi come UIL abbiamo sempre sollecitato un dialogo costruttivo e positivo che non ha avuto seguito. Agrigento è tutta un'emergenza. Passiamo dal servizio di nettezza urbana alle continue vertenze che abbiamo aperto rispetto ai netturbini, parliamo dei servizi che questa città deve offrire prima ai cittadini e poi ai turisti. Se abbiamo una grande opportunità, Agrigento alla Valle dei Templi, alla Scala dei Turchi vicino, quindi dobbiamo sfruttare queste potenzialità per far emergere questa città e quindi creare occasioni di sviluppo per l'intero territorio. E la UIL si è battuta in questi mesi, anzi è da quasi 2 anni che cerchiamo di intervenire a favore dell'istruzione nella nostra provincia e nel nostro territorio per salvaguardare il CUPA di Agrigento. Abbiamo cercato in tutti i modi di coinvolgere sia l'amministrazione, quindi il sindaco Firetto, che la deputazione nazionale e regionale, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il CUPA rischia seriamente di chiudere e questo determinerà che i giovani di Agrigento andranno certamente via da Agrigento per istruirsi. Secondo il sindacalista, la situazione della viabilità urbana e le strade di collegamento sono senz'altro un disastro. Agrigento subisce un isolamento senza precedenti. Ci aspettiamo anche qui una posizione del sindaco più decisa, perché è assurdo che Agrigento deve sbordare i parametri di accoglienza e ospitalità, come ha detto spesso lo stesso Firetto, e poi abbiamo ponti e strade di collegamento chiusi dove ancora non si ha contezza dei tempi di riapertura. Poi l'appello. Cerchiamo di stimolare questa amministrazione affinché possa coinvolgere le parti sociali, il sindacato, le associazioni per affrontare meglio le problematiche di questa città. Ad oggi questo Lillo Firetto non lo ha fatto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.